La primavera si avvicina e i branchi di lupi che stazionano ormai da tempo sull'altopiano dei 7 comuni vanno alla ricerca di cibo nei paesi e nei pressi delle case. A volte riescono a trovare qualche avanzo, altre volte a pagare il prezzo della fame dei predatori sono gli animali domestici. Ecco un video che arriva da Gallio e che mostra l'ennesima predazione di un cane. 5 marzo 2022, davanti alla casara, proprio davanti al piazzale, i lupi questa notte, proprio vicino all'entrata, hanno preso il mio cane, me l'hanno ucciso, me l'hanno trascinato giù per la valletta, qui lo hanno proprio dissanguato, si è proprio dissanguato, me l'hanno trascinato ancora, e qui un po' più avanti me l'hanno sbranato. Ecco qui il mio cane sbranato. Abbiamo i lupi che ci entrano dentro casa ormai e nessuno fa più niente, nessuno fa qualcosa. Grazie infinite.